Speriamo sia giunto il tempo che qualcuno effettivamente riveda quella famigerata legge del Rio che ha prodotto un disastro per le province italiane. Rivedere la legge di riforma delle province, riconsegnando a questi enti dignità economica e istituzionale, altrimenti sarà il tracollo per servizi essenziali come la manutenzione della rete stradale provinciale e degli edifici scolastici. Al Sant'Artemio l'Unione delle Province Venete ha chiamato a raccolti i parlamentari per affidare nelle loro mani innanzitutto una serie di emendamenti alla legge di bilancio che consentano di risollevarsi da una situazione ormai insostenibile. È uno stato di semi-asfissia, nel senso che dal 2014 ad oggi un po' di stabilizzazione c'è stata, ma non è ancora sufficiente per garantire i servizi e soprattutto tra i servizi cito sempre strade e scuole che i cittadini pretendono giustamente. Chiediamo soldi per gli investimenti, chiediamo di poter assumere qualche giovane in più, soprattutto negli uffici tecnici delle province. Abbiamo bisogno di una revisione della legge cosiddetta del Rio, che ha cambiato il volto delle province, ma è una legge da ricambiare. Le riforme del passato hanno lasciato dei vuoti, chiaramente, che devono essere colmati, sia da un punto di vista economico, come è stato fatto con la finanziaria dell'anno scorso, ma soprattutto da un punto di vista, come dicevo, dell'impostazione e dei rapporti quindi fra lo Stato centrale, le regioni e le province. Dal 2014 al 2018 il saldo negativo per le casse delle 7 province venete è di 106 milioni di euro a fronte di 7.219 chilometri di strade da gestire, a disposizione 2.669 euro all'anno per chilometro, quando ce ne vorrebbero 46.200. Stesso discorso per le scuole. Nei 7 territori gli edifici provinciali accolgono quasi 198.000 studenti. Un tema che si spera arrivi all'attenzione del governo malgrado alla presenza all'incontro di soli 5 parlamentari veneti sui 70 eletti. Marcon non ne fa un problema e conclude: non ha questa grande importanza, è importante che al Parlamento arrivino le istanze delle province, quelle che presenteremo, noi lo facciamo qui come UPI Veneto, ma sono istanze di tutte le province italiane ciò che andiamo a proporre.